Uè! Ah! Chi il brigano? Sì, sì no! Che caspita? È successo qualche cosa? Ma niente caspita! Ti viene a sapere che a Milano oggi è il raduno in tutti i partigiani. Caspita, se è vero, sono venuto anche a me, perché voglio sentire, caspita, cosa che sei. Il radunante che tutti i partigiani che vengono a Milano e vanno a Londra. E va a fare il duce, anche la piazza di Milano, tutte le piazze di Milano, e per i giovinotti, perché è contento perché pagava il celibato, oh, sono anche me. E adesso, e va a lungo i partigiani, e va a restare il duce e la petacci. Devi capire? Loretta, senti, Claretta, non sai che siamo a lungo? Sì, tu sei venuto e allora si va in Svizzera. Pensiamo che aspettiamo la squadra dei tedeschi e poi in poco tempo rientriamo in Svizzera e siamo al sicuri. Con il nostro denaro, con il nostro oro. Petacci, coraggio! Non lasciare perdere il coraggio e vorrai che andiamo invece allora siamo liberi. Hai capito? Sì, Benito Mazzolini, sì, ti voglio bene, io ti accompagno sempre, spero di arrivare alla Svizzera. Hai ragione, Petacci, non hai paura, stai con me, vedrai che sarà tutto bene. Hai pure! Oggi che è quindi viene anche, i marito mal di campani là, a parte sto con i partigiani, a parte fa, il duce ne è, il Benito, mi ciappa un trappola stavolta, guarda che il mio tu, capito, andiamo a lungo, a arrestare e prendere il duce, sì, lo sai, Benito, e anche che la sua moglie, che dice lei, Claretta Petacci. Guarda. A voi? Sì, abbiamo anche il nostro capitano. Sì, il nostro capitano è un tenente dei cavalieri di cavalleria. Sì, dei dragoni di cavalleria. A voi? Guarda, lei tu che il mio, te la comandi. Dai un po' a me. No, Giopino, non dubitare, Giopino. E verrai che andiamo. Siamo qua, senti tutti i giovinotti qui a Milano, guarda le piazze come sono piene. E qua, fai qua. E gridano, siamo stanchi, abbiamo pagato il celibato. Ho capito, perché ci mai pagato il celibone, Ho capito, e vabbè, adesso non lo pagano più. Anzi, noi siamo pronti tutti i partigiani. Andiamo all'ordine del nostro comandante, sì, di cavalleria il terzo dragone. Lui bisogna ripartire, andiamo ad arrestarlo. Giopino, andiamo. Fermale. Ma dico, Claretta, siamo in rovina. Lasciami lei fermo. No, lasciami fermo. Siamo in rovina, Claretta. Ma lei ti dice, Benito, non si va avanti! Ma guarda, guarda, attacca chi al butumene, allora che mi attacca chi al butumene, mi ferme, avanti!
E il tenente, sì, finito. E là, allora poi, ma dove si va? Questo fanno che il bastarace è dopo lui, e l'altro campia con la bocca aperta, e così, quando poi la corsa, si intende di uccidermi, e ti attacca via, e poi lo tappeto là, che, hai capito? Devi fare quella fine, dopo te sempre, qualche maluccia, quanto fa anche mamma fuori, va lui, altri viene provene, non per niente, c'è paura tutto il mondo, non per mandare qui, mandare lì, ecco, sono io che comando, la parola del duce, sempre patacciam, al piccare sempre sulle mani, non ti mandare con i patate girano anche lì, allora, che negocia? Ne ti dico, che stai qui? Allora perché la cosa? È là! Cosa c'è? Che postaracciolo? Ah, poi là che grida con i campi per aria! Oh sì, faccio la fine anch'io, la fine la fai a te. Allora, fine! Questo è il cosa da cazzo. Devi tirare la ruina, naso.